a Belluno ospitiamo le finali regionali Under 17 maschile e Under 18 femminile. Per la pallavolo bellunese è un evento molto importante perché serve allo sviluppo della pallavolo nel bellunese, è la finale principale, diciamo, per quanto riguarda l'attività giovanile in tutta la regione. Abbiamo visto un ottimo livello sia maschile che femminile e speriamo che questo sia un viatico allo sviluppo di tutta la pallavolo a Belluno, perché ce n'è bisogno. Indecisioni di questo tipo. Felia Malinov, capitano del Bassano, è stata una finale intensa, però alla fine la squadra vicentina ha prevalso. Quali secondo te i punti di forza della tua squadra? Sì, siamo partite bene all'inizio, poi abbiamo subito un po' il secondo set, un po' l'emozione, un po' perché non riusciamo a ricevere bene, poi ci siamo riprese e alla ricezione, un po' all'attacco, siamo riusciti a vincere, siamo contente. Nell'ultimo set abbiamo visto una squadra molto determinata, soprattutto in difesa, e quello mi sembra sia stato uno dei vostri punti di forza, soprattutto per fare i break decisivi. Sicuramente abbiamo fatto la differenza sia in difesa che in attacco, e ce l'abbiamo messa tutta perché ci abbiamo creduto sempre.